ognuno diceva la sua, ognuno andava a spendere tanti di quei soldi, ma in breve tempo non ho mai risolto il problema. Nel mio caso ho avuto tanti problemi nei denti, nel mio stomaco e soprattutto anche nel mio lavoro. Nel mio lavoro consiste che sto a contatto con i clienti, con tanta gente, e non sono mai riuscito a cavare piedi con i dentisti. Ognuno diceva la sua, ognuno andava a spendere tanti di quei soldi, ma in breve tempo non ho mai risolto il problema, quindi sono rimasto senza denti. Ho provato a chiedere un po' in giro e fare anche tanti di quei preventivi, però questi preventivi erano fuori dalla nostra portata, perché anche noi siamo dei lavoratori e quindi abbiamo delle difficoltà. Nel cercare, nella disperazione soprattutto, nel cercare qualcuno che ci possa mettere delle mani, sia a me che a mia moglie abbiamo avuto sempre, tra virgolette, di questi problemi, e anche un po' di fortuna nel cercare nel telefono qualcuno che ci possa dare una mano. E abbiamo trovato la clinica del dottor Palmas, che anche lui anzi, l'ho anche conosciuto, una brava persona, gentile e anche disponibile, con tante domande fatte e tante belle risposte. Ho trovato un'accoglienza ancora più forte con tutti i dottori, con tutto il personale che c'è dentro la clinica. Ho messo i denti fantastici e soprattutto ho incominciato anche a sorridere, avere anche un buon umore. Da adesso in avanti penso di affrontare una vita migliore di quella che stavo facendo. Affronterò i miei clienti con un sorriso. Non vedo l'ora anche di tornare, di far vedere alla famiglia i nuovi denti e un nuovo sorriso.